Rieccoci, primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook. O lo butti via quel telefonino o te lo butto via io. Guarda, sono in modalità aereo. Dopo lasciamo stare tutto il resto. Quando siamo in diretta se mettiamo tutti il telefonino, Alberto, è mancanza che di educazione. Sì, ma sono in modalità Andiamo aereo. da Denis con i messaggi. Siccome continui a dare i numeri, allora... Sì, andiamo a leggere altri 4 messaggi di questo giro, le considerazioni arrivate dai nostri telespettatori. Possiamo cominciare con il primo, vediamolo in grafica. Spiegate a Gottardo che l'editto di Costantino è del 313 d.C. Solo da allora la Chiesa ha potuto professare liberamente. E poi andiamo con il secondo messaggio arrivato dai nostri telespettatori. Italia o non Italia, questo è sul tema dei vaccini. Italia o non Italia, resta il fatto che tutta l'Unione Europea è in ritardo sui vaccini. Gli Stati Uniti hanno firmato i contratti con le case farmaceutiche molto prima. E questa è la verità. E anche la Germania. E poi pagano. E anche la Germania. La Germania ha comprato 40 milioni di dosi per conto dei propri soldi. E come facciamo a essere primi, come dice Giorgio Borile? Ma non li ha fatti, non li ha fatti. Non le ha fatte, ragazzi. E in effetti, poi lasciamo stare. Poi, se uno è informato, il lockdown c'è in Germania e in Francia e eventualmente un motivo ci sarà. Vabbè, ma non importa. Poi Gottardo sa troppe cose, quindi andiamo al messaggio dopo. Gottardo, mi pare che lei sui vaccini stia citando dei dati senza saperli, poi se vuole fare polemica a tutti i costi lo dica subito. Va bene, dai, lasciamo stare. Denis, questi messaggi è il tema un altro, dai. Volevo... non ne veniamo a vedere la gente è interessata ai vaccini. Sì, però vabbè, Alberto, se ragioniamo in maniera costruttiva è una cosa. Se parli di avevamo parlato di vaccini, manovratore. Andiamo avanti. Avevamo parlato di... No, Giorgio, leggi questo perché questa è la verità. È la verità. Ti tolgo il microfono, gentilmente, se no non ne veniamo più fuori. Abbiamo dato un comunicato che la gente doveva sapere. Verità, Alberto, stai zitto un attimo, cortesia. Abbiamo dato un comunicato a Denis che la gente doveva sapere. Punto. Dopodiché stiamo parlando di cose che avete dato. Andiamo avanti col messaggio. Nelle separazioni ci rimettono sempre i padri, costretti dai giudici a pagare mantenimenti troppo alti rispetto a quanto si possano permettere. Bene, abbiamo preparato il comunicato che è arrivato dell'USL per quanto riguarda i vaccinati, a cui lo vuoi leggere? Sì, lo ricordiamo, ritardi nelle forniture di vaccini Pfizer, sospesa quindi da giovedì 1 aprile, ossia domani, a mercoledì 7 aprile, la somministrazione della prima dose agli ultra ottantenni, quindi chi ha da 80 anni in su, che quindi non si devono presentare. Confermati invece gli appuntamenti per le seconde dosi, quindi lo ricordiamo agli over 80, anche chi ha la data di prenotazione tra l'1 e il 7 di aprile e se è questa per la prima dose non si deve presentare perché a causa di ritardi nelle forniture i vaccini non ci sono. Ma siamo sicuri che lasciamo stare Alberto, lasciamo stare Alberto per cortesia. Scusatemi, è un comunicato importante, credo gentilmente di star zitto perché è un comunicato che dobbiamo dare. Parliamo, no, lascia finire Alberto. Per questo comunicato che diamo alla gente che ha 80 anni che non lo sa, dopodiché vuoi fare il cinema, vuoi fare tutto, puoi farlo. Il comunicato è questo, poi di che dai il giudizio che vuoi. È una cosa vergognosa. Va bene, questo è un altro discorso, il comunicato è questo, è doveroso leggerlo, lascia finire e che la gente a casa che ha 80 anni capisca che non deve andare, chi deve fare il fatto. Io sul primo messaggio... Gli abbassiamo il microfono perché sennò non ne veniamo più fuori. Posso dire che è una vergogna non vaccinare. Perfetto, però il comunicato rispettiamolo, domani la gente che ha 80 anni che non vede, che lo sa che non deve andare, noi diamo questa comunicazione che è fondamentale e questo è spiegare alla gente come si deve comportare domani per quanto riguarda i vaccini. Poi fa tutto il casino che vuoi fare. Io volevo un attimo fermarmi sul primo messaggio che parlava dell'editto di Costantino del 313. Volevo ricordare a quel telespettatore che San Pietro era sposato. Mamma mia, e forse anche Gesù era anche sposato. Se i cardinali dicono che la tomba della suocera di San Pietro non è mai stata trovata. Perché forse anche Gesù era sposato. No, Giorgio, per bilanciare le cose. Quindi capisci bene che anche il fatto... Mea colpa. È vero nell'ultimo messaggio che ci rimettono solo i padri nelle separazioni? Allora, è vero che come dire, i padri pagano un prezzo alto, poi bisogna intendersi su di quale mantenimento si sta parlando. Il mantenimento se vediamo l'ultimo messaggio, Denis. Così... Sì, l'ho letto il messaggio. No, perché c'è il mantenimento ai figli o anche al coniuge? C'è il mantenimento per il coniuge e il mantenimento per i figli. Allora, il mantenimento per il coniuge negli ultimi anni
è stato molto depotenziato perché si guarda, come dire, alla possibilità di reperire attività lavorativa anche della moglie o della compagna. No, della compagna no. Della compagna no, chiedo scusa, della moglie soltanto, stiamo parlando infatti di mantenimento per il coniuge. Per quanto riguarda il mantenimento per i figli, come dire, un minimo è necessario, i figli vanno mantenuti, li abbiamo messi al mondo, li dobbiamo anche, li dobbiamo dare da mangiare, dobbiamo farli crescere, quindi... Ma è vero che diceva il messaggio alla fine è sempre il padre, oppure ci sono anche padri che non pagano? Allora, ci sono dei casi di mantenimenti sproporzionati o meglio non calibrati sul reddito effettivo, perché una persona per esempio che percepisce uno stipendio medio 1.400 euro, bisogna calcolare tutte le spese che deve detrarre da quei 1.400, bisogna tenere conto del fatto che spesso il padre a uscire di casa e che deve reperire un nuovo alloggio, un alloggio che sia anche consono per ospitare il figlio per le visitazioni, quindi quella è una spesa che andrebbe calcolata poi nell'effettivo mantenimento. Segato di tutto questo, i figli che trauma subiscono? Diciamo che i numeri di quelle che avete fatto vedere delle separazioni e dei divorzi nella stragrande maggioranza dei casi coinvolgono anche dei minori, perché i numeri più alti li abbiamo su coppie che hanno avuto figli. Ora, molto sta, come dire, non è la separazione in sé che danneggia i ragazzi, non è la fine della relazione di coppia che crea un danno sui ragazzi, è come questa viene gestita. Situazioni di conflittualità. Ma per quanto bene mettiamo venga gestita, la lontananza dalla mamma al papà in due abitazioni diverse, una settimana uno, una settimana l'altra, il bambino non cresce come dovrebbe crescere nella Le prime famiglia. generazioni le abbiamo adesso, nel senso che insomma, i numeri più significativi, i ragazzi che oggi hanno 20, 25, 30 anni sono i figli delle prime generazioni per cui... Ecco, ho fatto questa premessa, professoressa, perché i genitori che si separano tengono in considerazione questo fattore, cioè ovviamente quelli che hanno figli, perché è importante nel ragionamento che stiamo facendo, perché una coppia che ha dei figli sa che nel separarsi mette in difficoltà anche i figli, perché nascono non come i bambini che hanno una famiglia normale. Beh, insomma, oggi noi siamo davanti a una generazione che ha fatto figli, adesso... pensando alla popolazione normale, quindi non ai casi che gestiscono appunto insomma, i servizi sociali o situazioni di altre, ma nella normalità i figli oggi arrivano dentro una coppia che ha deciso di avere quei figli, li ha pensati, li ha desiderati, ha fatto un investimento importante su questi figli. A volte però diventano un territorio di conflitto, no? Ricordiamoci che prima parlavate del fatto che si arriva spesso nelle vostre valutazioni a sposarsi perché uno dei due ha una maggiore propensione rispetto al matrimonio, eccetera. Ricordiamoci che arriviamo anche alla separazione perché uno dei due è portatore di una maggiore sofferenza dentro la relazione di coppia e non regge più quella sofferenza e decide di portare a termine questa relazione. E in quel momento, sempre in tutte le separazioni, in una prima fase, iniziano come dire, a definirsi, no? Tutta una serie di comportamenti rivendicativi della parte che invece vuole stare nella relazione, che cerca di mettere in atto quello che può e quindi se ha un maggior potere sui figli, di giocare la carta dei figli, insomma ci sono queste situazioni. Prendono come alibi anche? No, come alibi li prende? Insomma, possono diventare, non è che diventano, possono diventare un territorio che diventa territorio di conflitto e quindi i ragazzi si sentono in mezzo a questo conflitto di dover prendere una parte. Come crescono? Certo, se sono stati parte di un conflitto questo ha ferito sicuramente e gli esiti anche in questa difficoltà di contrarre matrimonio. Esiste una teoria che parla del trasferimento generazionale del divorzio. Quindi in qualche modo se io ho vissuto come figlio una separazione molto dolorosa e conflittuale dei miei genitori, ho molta
più paura di mettermi in gioco in una relazione matrimoniale. Potrebbe valere anche il contrario. Io ero molto scettico nello sposarmi perché ho vissuto in una famiglia in cui mia mamma e mio papà si facevano 2 maroni così tutti i giorni, per esempio. Certo, per cui non è che i miei siano divorziati, credo per Patrizio sia lo stesso. Sì, però i tuoi genitori appartenevano no, importante, no, adesso vado. Non è che se due no, devo dire una cosa importantissima, immagino che tu hai fatto una domanda specifica e io ti do una risposta specifica. Un figlio, 2 figli, quelli che sono di una coppia, che siano sposati, non sposati, coppia di fatto, in chiesa, eccetera, eccetera, non abbandona mai l'idea che i genitori ritornino insieme. Non l'abbandonano mai. Ricordatevelo. Non ho detto questo, la mia domanda era diversa. Io ho un esempio. La mia domanda era diversa però, Patrizio. No, la mia domanda non era specifica. I figli soffrono moltissimo. Perfetto, questa è la mia domanda. Moltissimo. Perfetto. E io, Giorgio, rispondete alle domande che faccio perché sennò no, e se mi concedi, ti faccio un esempio pratico, personale, perché non ho paura di dire le mie cose. Io, tu hai conosciuto la mia ex compagna, abbiamo avuto un figlio, ho lasciato la mia ex compagna perché mi sono innamorato di una seconda persona. Mio figlio ha 20 anni, un giorno mi ha chiamato in studio e voleva parlarmi e mi ha detto: papà, sono mesi che ti vedo col broncio e qua sempre incazzato, non mi parli mai, se c'è qualcosa che ti ho fatto, mi dice mio figlio, dimmelo. Sì. Io ho detto: no, Jacopo, tu non c'entri niente, l'ho spiegato, guarda, che mi sto separando. Lui la prima cosa che mi ha detto, allora ritorni con la mamma? Cioè, hai capito? A 20 anni. Sì, a 20 anni. E era universitario, cioè non è bambino. La mia domanda era diversa, no. La mia domanda era ed è: da una separazione, i figli di una coppia separata come crescono, che danno psicologico subiranno? Grave, questa è la domanda. Grave, molto secondo me è grave. Sembra che la complichiamo in una maniera grave, secondo me. È grave? No. Crescono male? Allora, come dire, come tutti i traumi si possono anche superare. Quindi dipende da come poi viene gestita la separazione. È ovvio che all'inizio è un trauma, lo è per forza di cose. Il mondo di un figlio è fatto da mamma e da papà. Durante la crescita del bambino, che diventa ragazzo, diventa uomo, ecco, rimarrà all'interno del suo carattere quello che è successo all'interno della famiglia separata? Dipende da quanto avrà saputo metabolizzare questo trauma. Prenderà le difese di uno o dell'altro, giustificherà entrambi, si arrabbierà con uno più dell'altro, cioè prenderà delle decisioni anche in virtù della vita e con chi vive e con chi verrà anche... Dipende dai genitori, Giorgio, perché se un genitore racconta, se il papà racconta al figlio che la mamma è una disgraziata e la madre racconta... Se invece la separazione è soft... Molto dipende da questo, infatti. È chiaro che come si è gestita la separazione. Però lo soffriranno sempre la separazione, anche se una separazione... Il sogno della riunione dei genitori rimarrà. Esatto. Ma è evidente che se la separazione è gestita in maniera civile, con buon senso, mantenendo l'idea che si rimane genitori anche dopo la separazione, quel figlio riuscirà a superare il trauma. Sicuramente. Però si può soffrire anche all'interno di un matrimonio che continua. Esattamente. Ragazzi, togliamoci dalla testa che i figli di genitori che baruffano tutti i giorni siano più felici di quelli che invece non si vedono e quindi non baruffano. È indubbio questo. Gli psicologi infatti dicono che piuttosto che una convivenza litigiosa è molto meglio una separazione civile. Io sto chiedendo, qui non sto obiettando. Perché il conflitto tra i genitori è mortale per il figlio. Se tu una famiglia in cui ogni 2 per 3 il figlio ha il terrore di tornare a casa perché sa che trova la madre in lacrime e il padre incazzato o viceversa, e allora sarà più angosciato quel figlio lì che ha paura di tornare a casa o quello che sa che torna a casa, trova uno dei 2 genitori tranquillo e l'altro lo vede il fine settimana. Su questo siamo d'accordo, però nel mettere sul piatto della bilancia che la separazione si dividono le parti, ci sono molte coppie che vivono assieme e che mica davanti ai figli litigano per il bene dei figli. Ma i figli lo respirano anche quando baruffano dietro le spalle. I figli capiscono se c'è tensione. I figli non sono cretini. No, certo anche il silenzio all'interno di una coppia è letale per un figlio, cioè il papà e la mamma che non si parlano. È meglio piuttosto che vivere male separarsi. Sicuramente. Per la salute dei figli è meglio. Però questo lo dicono gli psicologi. È sempre quella di una riconciliazione. Ho capito, questo sta nel sogno romantico che hanno tutti i bambini e che nelle separazioni non conflittuali, perché forse mi viene da fare un'ipotesi, mi dica se è sbagliata, lei e la sua ex moglie avete una relazione civile, cioè insomma sostanzialmente... No, non è civile,
ci siamo comportati noi civilmente con i figli. Esatto, avete continuato a fare bene i genitori dal punto di vista di vostro figlio, siete due persone civili che si rispettano, non avete litigato e quindi per la rappresentazione che può avere è una relazione che può tornare ad esistere, quindi lui può continuare a stare in una relazione. Ma due persone, se un figlio invece viene da una relazione estremamente conflittuale, per anni ha vissuto prima in una coppia conflittuale, poi in una separazione conflittuale e gli viene annunciato che i genitori tornano insieme, non sono sicura. Avvocato Fatti, quando può un figlio cambiare anche il proprio cognome in virtù che è andato a vivere con la madre e che con il padre ha ovviamente una lotta continua, quando può sotto un profilo giuridico, sotto un profilo legale? Non è così semplice accedere ad un cambio di cognome soltanto perché... No, ma le sto chiedendo la prassi come si può fare, perché ho visto anche di questi che molti figli hanno voluto cambiare il proprio cognome in virtù del disaccordo del comportamento del padre. La giusta posizione del cognome, il doppio. No, potete dare alta voce, non c'è mica. No, dicevo che esiste la giusta posizione del cognome della madre a quello del padre, non tanto... del cognome. Certo, e quindi può farlo, insomma, liberamente. La mia è una domanda tecnica. Devono esserci delle motivazioni, insomma, dire semplicemente non vado d'accordo con mio papà, non voglio più avere il suo cognome, voglio solo quello della mamma, non è una motivazione Che motivazione ci vorrebbe, avvocato, per far devono esserci motivazioni importanti, magari di violenze, di atteggiamenti E se uno, le faccio una domanda, ovviamente non essendo una conoscenza, dice mio padre si è comportato male con mia mamma, l'ha tradita, non gli ha dato ovviamente lo stavo chiamando ristoro che dovrebbe, sto facendo tante supposizioni, non voglio più averne a che fare senza aver usato violenza, può eventualmente cambiare il proprio cognome? Non è un motivo, secondo me, che venga, a me personalmente non è mai capitato, ma non è un motivo che... No, posso chiedere io? La richiesta di la seconda invece che le del faccio, cognome del padre. molti padri ovviamente non danno il mensile alla moglie che aspetta aggiudicato dal giudice, e può farlo tranquillamente, perché poi alla fine tanti non danno nessun soldo e vanno avanti lo stesso, insomma. Dici no, io ne ho visti parecchi. No, ce ne sono che non danno, che danno meno, però si espongono anche al rischio di essere destinatari di azioni giudiziarie volte se uno dimostra di non avere reddito, le faccio un esempio? Se uno dimostra di non avere reddito, non è che un giudice dice non devi dare niente a tuo figlio, perché giustamente, come diceva prima anche il nostro collega di questa sera, un genitore un figlio lo deve mantenere, quindi anche se è inoccupato, un minimo di mantenimento deve essere corrisposto al figlio, della serie dati da fare per mantenere tuo figlio, non ti costringo a dare un mantenimento altissimo, ti metto il minimo sindacale, i 150 euro, ma un modo per mantenere tuo figlio lo devi trovare. Se poi non trovi proprio nessun modo per mantenere tuo figlio, non ti dai da fare o quant'altro, è chiaro che cosa rimane per una persona che non riceve il mantenimento? Vanno dall'avvocato Ianiello per la denuncia penale. Le ho fatto questa premessa perché dicono che oggi fermo un attimo. Le ho fatto, parlo con l'avvocato Fatti, poi vengo da lei, perché parla sempre se lei. non c'è niente da andare a recuperare, purtroppo... No, ecco, è questo, però succede, e sento dire, aiutatemi voi, io vi sto facendo delle domande perché mi sono preparato, ho sentito dire che molti genitori in caso di separazione diventano molto poveri, è vero questo? Beh, è ovvio che prima dove si viveva magari una famiglia magari con uno stipendio, quando si separa rimane sempre una famiglia con uno stipendio, se e fin tanto che l'altro non si trova un lavoro e non produce reddito o non accede a qualche misura di sostegno del reddito, come stiamo vedendo in questi ultimi mesi, dove gli accessi ad esempio al reddito di cittadinanza sono importanti, soprattutto in questi casi. Quindi è chiaro che una separazione è un impoverimento di una famiglia. I padri sono più poveri, che vive con tutti i padri? I padri, come dicevo prima, pagano un prezzo alto con la separazione, proprio perché loro sono destinatari di provvedimenti che gli impongono di uscire dalla casa familiare, devono reperire un altro alloggio costa. Magari c'è anche l'investimento economico nella casa familiare che è ancora in piedi, per cui c'è un mutuo da pagare, quindi si sommano tante cose. È chiaro che poniamo sempre l'ipotetico stipendio medio, 1.400 euro, cominciamo a chiedere 200 euro per il mantenimento, che è il minimo 200 euro per un figlio, poi c'è l'affitto, 400 euro, ecco che
siamo già a 800 euro. Se da questi 800 euro togliamo un mutuo minimo 300 euro, ne rimangono 500 euro. Ci deve pagare la macchina, l'assicurazione, tutte queste cose. La spesa. E poi mangiare, e non so, e magari anche bollette, un gelato per il figlio ogni tanto. Nella sua associazione quanti sono questi che hanno le difficoltà che ha appena detto? Ce ne sono parecchi, noi tra l'altro gestiamo... Faccio una percentuale. Guardi, una percentuale difficile dirla perché io non sto lì a fare il calcolo, però le dico solo che sono tanti e noi abbiamo in piedi una convenzione con il Comune di Padova e una con il Comune di Venezia e IPAV, che è l'Istituto Pubblico di Assistenza Veneziano, per la gestione di 3 appartamenti per padri separati in situazioni di disagio abitativo. Cioè questi sono persone che destinatari di provvedimenti di uscita dalla famiglia, dalla casa familiare in seguito alla separazione, che non hanno un posto dove andare, non hanno magari la casa dei genitori dove poter riparare, non hanno... qualcuno andava in macchina o in roulotte. A me continuano a chiamare per... Sì, ce ne sono. Continuano a chiamare personalmente i padri. Andiamo a vedere padre Svanera, che ci dice anche nella seconda parte di intervista che abbiamo fatta come mai ci sono ovviamente, perché la gente non si sposa praticamente più e quella che si sposa davvero crea delle difficoltà della durata del matrimonio. Ascoltiamo. Consideriamo il fatto che non ci si sposa al di fuori di un contesto culturale, non ci si sposa al di fuori del proprio tempo, e i cambiamenti che hanno investito il matrimonio, l'unione di un uomo e di una donna, sono cambiamenti notevoli in questi anni. È cambiato il rapporto tra uomo e donna dal punto di vista della dimensione dell'uguaglianza, di una nuova relazione, questo crea anche delle conflittualità. Si vive molto di più e questa è una sfida anche alla fedeltà nel corso del tempo. C'è una spinta maggiore alla dimensione affettiva e dell'autorealizzazione, per cui si considera molto anche quello che è il proprio benessere nella vita di coppia, e potremmo continuare con tante situazioni che sono cambiate. Credo che la situazione diventi complicata anche perché la famiglia, la coppia è più isolata rispetto al passato. Sono difficili le relazioni nelle nostre città, nei nostri contesti. È più difficile la conoscenza reciproca, sono più difficili i legami sociali, questo vale per la parrocchia, vale per il quartiere, e quindi questo crea anche una situazione disarmonica per la coppia, che quando va in difficoltà certo può trovare dei riferimenti dai propri familiari, ma adesso siamo dislocati anche in contesti diversi, in territori diversi, e la coppia è più sola. Credo che questo sia uno degli elementi complessi, perché poi nel corso della vita la coppia ha bisogno di essere sostenuta, e se non c'è una comunità questo è un problema. Cos'è che ha portato a questa riduzione così sempre più crescente delle coppie che si legano? Sono cambiate le funzioni del matrimonio, ecco. Credo che per chi si è sposato, penso ai miei genitori, penso alle persone fino a 30-40 anni fa, forse perché sposarsi era una domanda superflua. Le motivazioni erano immediate, perché c'era una questione, diciamo così, di sostegno, una questione legata alla figliolanza, una questione legata alla paternità, una questione legata all'eredità. Oggi la motivazione è soprattutto e spesso affettiva, si parla del matrimonio romantico, si parla di un matrimonio votato all'autorealizzazione, che quindi tiene presente le proprie dimensioni anche individuali, e quindi è tutto da riformulare il senso di un matrimonio. C'è bisogno di riscoprire il senso di una missione nel momento in cui i due vivono il loro rapporto. Se non hanno un perché e un fine per cui ci si sposa, motivazioni che possono essere le più umane come le più spirituali, ma se non c'è una missione che accompagna il senso di una scelta di vita, credo che sia difficile, ecco, garantire la scelta stessa e la sua continuità. Domanda: la Chiesa in tutto questo ha delle colpe? Ma io... secondo lei? Delle colpe rispetto alle separazioni? No, sì, no, della gente che non si sposa più in chiesa, come diceva, visto quello che diceva prima Alberto, che il 48%, anzi il 52% non si sposa più in chiesa. Ecco, ci sono secondo lei delle responsabilità oppure è cambiato il mondo?
sono cambiate molte cose, credo che appunto proprio il percorso di vita delle persone è cambiato. Certo, per alcuni aspetti nel senso che la Chiesa non si è modernizzata per poter far sì... Stavo arrivando a questo. Certo, in alcuni aspetti forse la Chiesa avrebbe potuto fare un processo di modernizzazione andando incontro maggiormente ad alcune necessità e esigenze, non ultimo quello del divorzio, no? Che comunque è ancora un passaggio difficile per le persone che appartengono alla comunità cattolica, no? Adesso c'è una maggiore accettazione, vengono comunque accolte, un po' sostenute, però questo poteva essere messo in atto. Di fatto il processo di distacco dai valori della religione cattolica è un processo che è iniziato molti anni fa e che in maniera lineare sta continuando. Noi partecipiamo ad altre comunità, microcomunità, è diventato molto più forte. No, certo, volevo sapere se c'erano delle responsabilità da parte di qualcuno oppure se la vita è cambiata, in virtù di questo ovviamente sì. Io, siccome questa è una trasmissione di servizio, no? Giustamente, volevo riallacciarmi al discorso che faceva... E di formazione. Sì, è di informazione, bravo, sottolineo. Quando parlavi di padri in difficoltà e poi hai fatto una domanda alla mia collega sulle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi di mantenimento, una cosa importantissima da dire, che non c'è solo il rimedio civilistico, nel senso che mio marito non mi paga l'assegno di mantenimento per me e i miei figli, ti faccio un precetto, ti pignoro lo stipendio, o ti pignoro la casa, il mobile, c'è anche l'aspetto penale. Sotto questo profilo lo Stato ha tutelato in maniera ferrea, diciamo, la parte più debole, perché una volta se uno dei coniugi, e il 99% era l'uomo che era costretto a versare l'assegno di mantenimento, se non lo faceva, se riusciva a dimostrare che non aveva la capacità economica per provvedere al mantenimento, non lo si poteva condannare penalmente, perché diceva io non lavoro, come faccio? Certo. Da anni ormai applicano una norma nuova che stabilisce che basta che sia il giudice a determinare che tu sei obbligato a farlo e tu lo devi fare anche se non hai un lavoro e se non lo fai vieni condannato. Chiaro. Quindi il vincolo è grosso, è importante. Sentiamo che abbiamo il telefono. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Allora, mi chiamo Piccolo Giovanni. Basta il nome. E da dove chiama? Mi chiamo da Lignano Sabbiadoro e sono un medico e anche un sessuologo. Prego. Allora, la mia ex moglie, sono divorziato e abita a Padova. Per caso stavo guardando la vostra trasmissione. È male per caso? Per caso non lo devi dire. Per caso non doveva dirlo. No, guardi, no, io dico no, guardi, stavo scherzando, mamma mia, non posso... Stavo guardando la trasmissione per caso, perché sì, prima c'era la partita dell'Italia. Dottore... Se mi fate parlare, se no... Cosa ha fatto l'Italia? Dottore, lascia stare, dottore, le chiedo, era una battuta, dottore, era una battuta. Allora, le battute nei casi seri non servono. Va bene. Vabbè. Andiamo avanti. Allora, io provo grande solidarietà per la sua ex moglie comunque. Dopo un minuto Alberto, io provo grande solidarietà per la sua ex moglie. Lasciamo stare Alberto per cortesia. Andiamo avanti, dottore. Allora, io sono divorziato Alberto, e non vedo per mio cortesia. figlio dal 2012. Sei ospite, stai calmo, no? Prego, dottore. Prego. Non vedo mio figlio dal 2012. Pago un assegno di quasi 1.500 euro al mese. Visto che ci sono degli avvocati, come posso essere tutelato io che ho altri 2 figli, i quali sono stati definiti figli del mondo, altri 2 figli delle seconde nozze? Mi potete spiegare come faccio io, di questi tempi, a pagare un assegno di 1.500 euro quasi e non vedere mio figlio? Avvocato, le risponde subito. Dottore, avvocato Fanti, vuole rispondere gentilmente a questo telespettatore? Beh, per dare una risposta compiuta dovrei approfondire un po' i motivi per cui ovviamente lei non riesce a vedere suo figlio dal 2013, se ho capito bene. 2012. Dal 2012. Esatto, quanti anni ha suo figlio? 20 anni quest'anno. Si vede che non vuole. E quindi se non lo vede dal 2012 era ancora adolescente quando non ha più potuto vedere suo figlio.
Allora, non entro nel merito dei motivi per cui non lo vede da tutto questo tempo e mi attengo al presente. Il suo figlio, deduco, sarà uno studente o comunque non è economicamente autosufficiente e su di lei pende questo assegno che prescinde purtroppo dalla effettiva volontà a questo punto del figlio, che è maggiorenne, non può essere determinato dall'altro genitore a incontrarla o meno. Quindi purtroppo è previsto che il genitore l'assegno di mantenimento ad un figlio è tenuto a corrisponderlo, anche Però se... il dottore dice, mi scusi avvocato, in questo momento difficile dove ovviamente non prendiamo soldi nessuno, come faccio a dare 1.500 euro per mantenere? Io come ho detto, infatti, per dargli una risposta compiuta avrei bisogno di capire se lui effettivamente ha avuto una flessione dei suoi redditi per questo frangente. Allora, avvocato, mi scusi se mi permetto. Posso intervenire? Sì, può intervenire, l'importante facciamo breve, allora, dottore, perché... Chiaramente lei sa benissimo che il reddito di un medico nei 3 mesi precedenti non cambia. Sì. Allora, a me non interessa pagare 1.500 euro, interessa vedere mio figlio. Ho chiesto la possibilità di vederlo, mi è stato risposto: se lui non ti vuole vedere, non ti vede. Purtroppo è così, perché è maggiorenne. Ho chiesto la possibilità, visto che è maggiorenne, di un conto in banca a nome suo personale per versare non solo 1.500, ma forse anche di più. Mi è stato risposto che deve concordare con la madre, che è ospite nella casa di mio figlio, che deve concordare con la madre la possibilità di aprire un conto. Mi scusi, in banca. dottore, le faccio una domanda, se mi guardate, perché dottore Alberto, per cortesia, lei facciamo la cosa seriamente, perché sennò dottore, le faccio una domanda, ma lei si è posto una domanda che è molto semplice, mi scusi, che suo figlio non vuole vederla? Perché essendo maggiorenne mi sembra che l'unica cosa che ho capito nella sua telefonata, e capisco anche quanto ci tenga e sicuramente quanto sta vivendo male questo passaggio, però mi sembra aver capito che il figlio non vuole vederla. A 20 anni il figlio... Ma è semplice, perché non mi vuole vedere? Perché gli è stato lavato il cervello da qualcun altro. Ho capito. Poi però. sapete cos'è la PAS? Sì. Ecco, sindrome di alienazione parenterale. Giusto. Allora io chiedo se l'avvocato che sta ridendo in questo momento mi può prendere come suo cliente. Non sta ridendo nessuno, No, che lei, quale avvocato? Ne abbiamo 2, l'uomo o l'avvocato donna? Beh, guardi. No, ne abbiamo 2 in studio avvocati, voglio dirle. Chi si riferisce? Guardi che nessuno ride dei problemi del prossimo. Anche tutti e due. Ecco, vi prende tutti e 2. Vabbè, abbiamo il suo numero di telefono, alla fine daremo agli avvocati, domani intercetteranno con lei, va bene? Così potete parlare in privato e risolvere questa questione. Poi vi daremo il numero di telefono, va bene? È scandaloso. Perfetto, grazie dottore, grazie a telefonata, continui a seguirci. Va bene, siamo andati anche tra la gente a sentire cosa ne pensano, sentiamo cosa ha raccolto oggi la Bel Maris nella città di Padova per quanto riguarda questa situazione di coppie che si separano. Perché secondo lei durano meno i matrimoni rispetto a una volta? Perché le coppie si separano più facilmente? Secondo me ci sono un sacco di motivi, perché non ci sono più pregiudizi contro i divorziati, per esempio, è più facile, si ha meno pazienza, si ha meno voglia di impegnarsi. Come si tiene vivo un rapporto? È una bellissima domanda, non lo saprei. Io sono sposata da soli 2 anni, per ora resisto, però mi sembrano ancora molto pochi. Ho amici che stanno insieme da 15 e me lo chiedo anche io come fanno. Perché un matrimonio o comunque un rapporto rispetto a una volta dura di meno? Perché c'è troppa libertà. Essendo che c'è troppa libertà, già da piccolini, conoscono il bello che devono conoscere e durano poco. E dopo si separano. Come si tiene vivo un rapporto? Volersi bene. Io adoro mia moglie, 7 anni che stiamo insieme, ci vogliamo sempre più bene. La sincerità è senza scheletri nell'armadio. Io ad esempio mi sono sposata tardi,
e dopo 10 anni e più insomma stavamo insieme da più di 10 anni, convivevamo già da tempo e quindi ci siamo sposati con alle spalle un rapporto solido e spero che vada tutto bene, ma sono convinta di sì. Allora la cosa fondamentale è il rispetto e poi cercare sempre di non sedersi mai, non dar mai per scontato quello che si ha, ma cercare di coltivarlo anche con piccole cose tutti i giorni, insomma. Perché c'è più superficialità e si approfondiscono molto meno dei temi che una volta si approfondivano, e quindi anche sacrificio, spirito di sacrificio. Cioè, il matrimonio è anche, se sarebbe ideale avere tutta una vita matrimoniale di rose e fiori, no? Quindi bisogna avere anche la disponibilità a sacrificare una parte di se stesso nei confronti dell'altro. Adesso questo, secondo me, secondo il mio modesto avviso, c'è molto meno, una volta c'era di più. Secondo me dipende molto anche dalla situazione generale, dal lavoro, dallo stress, tutte queste cose qua, che poi quando si arriva a casa si ha meno pazienza. Io parlo per me, non è il mio caso, perché siamo più di 35 anni che si è sposati e quindi... Però ci vuole pazienza da parte di tutti e due. Quella ce ne vuole tanta, nel senso buono, sia chiaro, però da vivere, lasciar vivere senza stressare, insomma. Secondo me la principale ragione è che c'è un certo egoismo nelle persone e non siamo più abituati ai sacrifici e quindi il matrimonio sono sacrifici e gioie. La gente vede più i sacrifici e quindi i matrimoni vanno in malora. Io che faccio il medico vedo i disastri che succedono nelle famiglie dove ci sono queste cose che ormai, io vedo una prospettiva un po' particolare, ma molti bambini stanno male per questa causa, ma molti, e secondo me è un fenomeno in crescendo non solo della quantità di matrimoni che falliscono, ma anche di bambini che hanno sempre più bisogno di una famiglia. Secondo me perché è tanto difficile stare insieme e si ha anche tanta poca voglia di far sacrifici, di metterci buona volontà. Oggi siamo abituati ad avere tutto e subito e alla prima difficoltà penso che si getti la spugna. Non credo che la gente si voglia meno bene di una volta, credo soltanto ci sia voglia di bruciare un po' i tempi e questo non aiuta di sicuro. Mi dica la verità, Tosato, che lei ormai vuole delle indicazioni all'avvocato. Vedo che ogni pubblicità o ogni servizio vi parlate. Ci confrontiamo. E su cosa vi confrontate? Possiamo esserne a conoscenza? Stavamo ragionando sul caso del signore che ha telefonato. Come dire, ha posto due problemi, uno che è quello economico, ecco, nonostante il signore però evidentemente... Che anche no, ma non era l'aspetto economico che lo preoccupava. Volevo dire un'altra cosa, il signore evidentemente può pagare, però è evidente che quell'assegno di mantenimento è spropositato per un ragazzo, è uno stipendio 1.500 anche perché euro. Mi sembra aver capito, quindi educativamente... Tosato, mi sembra aver capito che ha detto che vive nella casa del figlio, l'ex moglie. Mi sembra aver capito questo, vero? Sì. Nel suo caso può pagare, ma non è quello il punto, è che dal punto di vista educativo un assegno così alto, uno stipendio, che stimolo a sto ragazzo ad andare a lavorare? Avvocato, il figlio è maggiorenne, lo chiedo agli avvocati, può dimostrare che la moglie ha infarcito il figlio, l'ha condizionato in questa crescita di odiare il padre a tal punto di non vederlo? No, sotto il profilo legale può far testo questo oppure non esiste assolutamente? No, da un punto di vista, per ottenere che cosa? Comunque è un figlio maggiorenne perfettamente in grado di autodeterminarsi, quindi ipotizzare un qualunque tipo di procedimento nei confronti di una madre asseritamente alienante perché ti ha tenuto il figlio lontano per anni sarebbe un procedimento che non avrebbe ragione d'essere. Fino a che età deve pagare? Vado in pubblicità, Gottardo, vado in pubblicità, era tranquillo. No, perché questo c'ha 20 anni, c'ha l'appartamento a 1.500 euro. Ha alzato l'audio in maniera pazzesca. Fino a quando non magari sarà indipendente magari avrà anche reddito di cittadinanza. No, giustamente questo padre dice, ma viva Dio, io non lo vedo mai, come dice anche lei, è uno stipendio, sono anche disposto a dargli di più, ma quantomeno vediamoci. Sì. Ha ragione, ha perfettamente ragione, e la sua domanda fino a quando in teoria il figlio non diventa economicamente autosufficiente. Non lo diventa mai? Esatto.
non ha nessuno stimolo a farlo, evidenzia che questo è uno stipendio. Non c'è un limite previsto legislativamente. Anche fino a 30 anni? Allora è ovvio che guardiamo un po' il limite dei 30, ma guardiamo anche un figlio che cosa fa per arrivare ai 30 anni ancora con il diritto ad un assegno di mantenimento, perché se io ho un figlio che si prende magari la sua laurea e poi non fa niente per trovarsi un lavoro, sta lì a bighellonare proprio perché magari ha un assegno, chiamiamolo parassitario, di questo tipo, a un certo punto il padre può anche provare a dimostrare che questo figlio, pur invogliato a trovare qualcosa, pur avendo la possibilità di farlo, nulla ha fatto, e quindi agire per chiedere quantomeno la riduzione o la revoca, insomma, dell'assegno. Rimanete con noi, poi abbiamo l'ultimo pezzo di trasmissione tra poco.